Chiamalo tu, Ais. Eccoli qua, eccoli qua. Kvaratskhelia! Ci hanno messo veramente 3 anni. Ma la scala è complicata, Il nostro bomber Simeone, Raspadori. Allora, Gigi, vai. Gigi è incredibile perché ecco qua, veramente grazie a loro si è realizzato un nostro sogno, no? Però io la domanda che vorrei fare a loro, Gigi, cioè, voi avete vissuto a Napoli, ma perché ti senti napoletano? Aspetta, tu parli italiano? Poco poco. Ma parli napoletano? Non capito, non capito. Poco napoletano parli? Ah, poco poco. Poco poco, lui parla poco poco. Why Naples, you man in the world, why you, frate? Facciamo parlare loro, che loro parlano italiano. No, io devo dirti la verità, dietro le quinte l'ho incontrato e gliel'ho detto, ho detto cosa ti è rimasto di Napoli, cosa ti piace di Napoli? Ciao a tutti. E siamo a disposizione. Voi napoletani numero 1. Basta dire più niente. Dai, vuoi parlare italiano, dai. Vai, hablamos en español. Ciao a tutti di nuovo. Cosa ti è rimasto? Tutto. Cosa ti senti di Napoli? Sono argentino, quindi per me è più facile dirlo. Chi ci ricordiamo? Ho tua amica che era argentina. Per me è sentirmi a casa, sinceramente, perché voi siete uguali a noi, quindi siamo uno, veramente. Buonasera a tutti. Tu parli italiano! Tu parli Ci provo! Guarda proprio tu sbagli vero, facciamo bella fiducia, ci conosci. No, sicuramente una delle cose che subito ti rimane è che penso che percepire tutti i giorni il calore di voi napoletani ti fa sentire napoletano pur non essendolo, ed è una cosa che ti viene trasmessa subito nei primi secondi che hai la possibilità di vivere questa città. Voglio dire una cosa, vado a prendere una persona che un po' di anni fa ci ha creduto, perché noi siamo partiti dalla Serie C, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Grandi amici napoletani, voi lo sapete che siete i migliori del mondo. Allora Gigi, Anche il Papa l'ha detto. anche il Il Papa Papa l'ha ha detto, detto la cosa più bella di Napoli sono i i napoletani. napoletani. Allora a Gigi che dice che noi siamo un paese non italiano, noi dobbiamo rispondere, forse è vero, però io ti posso anche dire che qui c'è la vera Italia. E questa è la verità, è vero, è vero. È vero, Presidente. Quella la più creativa, la più immaginifica, la più straordinaria, la più resiliente. È vero? Noi vogliamo l'impegno, l'anno prossimo vogliamo andare in Champions League un'altra volta e a vincere la Coppa. Adesso, ragazzi, lo scorso giugno io vi promisi azzardando che avremmo portato lo scudetto a Napoli e ci siamo riusciti. Adesso abbiamo aperto un ciclo insieme a voi. Adesso dovete ritrovare quella pazienza, perché abbiamo aperto un ciclo e nei prossimi anni dobbiamo vincere tutti insieme ancora. Sono d'accordo. Presidente, Caro Alessandro, Presidente. allora Mi fa piacere, Presidente, che è stato allegro, perché è importante che ci sia questa simpatia. Vedete, dopo che il Papa stava in bianco, pure Gigino non è una vedere, veramente. Esattamente. Allora vi dico una cosa, Gigi qua sta facendo una festa veramente per i napoletani. Meraviglioso. Prima stavo cantando alcune canzoni che ci hanno accompagnato durante il primo scudetto e durante questo scudetto.
Però Presidente, ci sta una canzone che secondo me, no Gigi, Questa qua la dobbiamo lanciare ufficialmente perché secondo me questo è veramente l'inno del Napoli. Vai, chiamo un amico mio a cantarla. Napoli, Napoli, Napoli sarà l'inno del Napoli. Sempre. E adesso però c'è una sorpresa per Gigi. Gerardo, dove stai? Chi è Gerardo? Eccolo qua. Eccolo qua. Gerardo, Un ginfreve, camo, ci hai avuto l'inno tu. Vabbè, la festa viva voi. Gigi è il Maradona della canzone, quindi era giusto che avesse il 10. Grazie. A Napoli soprattutto Maradona. Ma Gerardo, ti sei dimenticato? Ce n'è un'altra. Gerardo, ce n'è un'altra. bella! Chi è? Dato Maradona con numero 1 che sta. No, Gigi e Aurelio. Gigi Aurelio. I numeri I numeri 1. uno. Allora, La dice un numero 1 a noi, numero 7. Il 4 giugno ci sarà una grandissima festa, ovviamente quella finale perché lo scudetto ufficialmente arriverà il 4 giugno. Si farà una festa allo Stadio Maradona, trasmessa in onda su Rai 2. Mi raccomando, festeggiate con noi perché sarà la chiusura dei festeggiamenti sarà di la questa chiusura dei stagione. festeggiamenti, ma sarà anche l'inizio perché a Napoli si festeggia sempre. Gli italiani dell'Italia siamo noi, bravi. Allora Gigi, Allora, fai tu gli onori di casa. allora Presidente, grazie e diciamo questo è lo spettacolo più grande che si può mai immaginare. Grazie a loro. Presidente, Ragazzi, fatemi parlare, cavolo! Allora, stare a Napoli è un privilegio, non è un obbligo. Presidente, grazie Aurelio, grazie mille. Napoli ti vuole bene. Ciao, Aurelio. Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Ciao Alessandro. Ciao. Ciao.